Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network, ben ritrovati con questa nuova edizione del nostro TG, ma partiamo dai titoli. L'operazione riscatto, che ha portato all'arresto di 334 persone, restituisce l'immagine di una Calabria stretta nella morsa della criminalità che trova terreno fertile in certa società civile. Avrebbero fatto pressioni per fare interrompere la collaborazione del figlio con la giustizia ai domiciliari mamma e sorella di Emanuele Mancuso. Avrebbe commercializzato falso olio biologico truffando l'Unione Europea, arrestati l'ex consigliere regionale Franco La Rupa e il figlio. La procura di Castrovillari ha chiuso le indagini per l'incendio sviluppatosi in località Paleparto in Longobucco, 5 le persone indagate. Iole Santelli ringrazia i leader della coalizione e si dice emozionata per la sfida che la attende. Sono scesi in piazza questa mattina gli agenti della Polizia Provinciale di Cosenza, chiedono più sicurezza e le spettanze economiche previste e non erogate. L'amministrazione comunale lancia l'appello alla Calabra Maceri, al prefetto di Cosenza, al presidente della regione e al sindaco di Rende per una collaborazione al fine di scongiurare l'emergenza. Ancora buonasera ad Anna Franchino, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, in apertura torniamo proprio sull'operazione Rinascita Scott della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, che ha colpito i vertici della cosca egemone nel Vibonese, personalità della politica, della società civile e persino un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, uno spaccato davvero inquietante di connivenza fra le organizzazioni criminali e il mondo politico e imprenditoriale, che inevitabilmente ha creato un clima irrespirabile nel territorio e paura e assoggettamento nella popolazione. L'operazione Rinascita Scott sarebbe dovuta scattare oggi, ma come ormai noto è stata anticipata di 24 ore per evitare che la fuga di notizie inficiasse il lavoro dei carabinieri facendo fallire il blitz. Oggi dunque è il giorno dopo quello che tutti hanno definito un terremoto, uno tsunami, e che gli stessi uomini del clan, risulta dalle intercettazioni, attendevano come un qualcosa di pauroso in procinto di avvenire. Una questione di numeri, ma soprattutto di sostanza, considerato che l'indagine di Dia di Catanzaro ha colpito i vertici della cosca egemone nel Vibonese, personalità della politica, della società civile e persino un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, il colonnello Naselli, finito nei guai per il suo rapporto confidenziale, troppo confidenziale, con l'avvocato Pittelli, altro indagato eccellente, che per gli inquirenti era un soggetto a disposizione del boss, legato in Mancuso, ben al di là dei compiti derivanti dalla sfera professionale, che coinvolge un legale e un assistito. L'inchiesta ha travolto anche il primo cittadino di Pizzo, Gianluca Callipo, che avrebbe ricevuto il sostegno elettorale dell'Andrina ricambiato con la risoluzione di problematiche inerenti alla funzione di sindaco. Uno spaccato inquietante di connivenza tra le organizzazioni criminali e il mondo politico e imprenditoriale, che, inevitabilmente, ha creato un clima irrespirabile nel territorio e paura e assoggettamento nella popolazione. Un quadro veramente importante che è stato fatto, ma sono stati contestati anche reati di natura economica come l'intestazione fittizia di beni, il riciclaggio di denaro, che hanno evidenziato la capacità enorme di questa struttura di 'ndrangheta vibonese di partecipare o gestendo direttamente o attraverso interposte persone alle attività economiche sul territorio. Tantissimi sono i settori commerciali e di impresa individuati che vanno dalle strutture alberghiere agli insediamenti turistici, al commercio e alla produzione di abbigliamento, alle onoranze funebri e così via. Quindi tantissime attività, tutto quello che c'era sul territorio che poteva produrre reddito veniva messo sotto controllo e quindi accaparrato, con l'obiettivo finale di poterlo gestire direttamente. E avrebbero fatto pressione, ancora la cronaca, per far interrompere la collaborazione del figlio proprio con la giustizia. I domiciliari sono finite mamma e sorella di Emanuele Mancuso. Le donne, come sempre, sono il motore dell''ndrangheta, sono quelle che caricano i bambini,
contro i carabinieri che sono sempre gli sbirri, a odiare lo Stato, sono protagoniste nelle faide, li vediamo sempre più presenti nel traffico di droga e oggi li vediamo protagoniste nelle dinamiche, nelle strategie delle famiglie di 'ndrangheta. Sono proprio due donne, una madre e una zia, a minacciare Emanuele Mancuso, figlio di Pantaleone, detto l'ingegnere, rampollo dell'omonima famiglia di Limbadi, oggi collaboratore di giustizia, per farlo desistere dall'intraprendere la strada del pentimento. Le due figure forti di casa, dopo l'arresto del boss, hanno preso in mano le redini della famiglia, facendo di tutto per dissuadere il giovane, che diventato da poco papà, ha fatto marcia indietro immediatamente dopo che le due donne hanno toccato le corde giuste, e cioè gli affetti più intimi. Mancuso Emanuele a un certo punto decide di collaborare con noi, chiede di parlare con me. Incominciamo a sentirlo e già da subito i familiari tentano in tutti i modi di scoraggiarlo, dicono: ma che stai facendo, stai rovinando una famiglia, e poi lo blandiscono con i soldi: ti diamo dei soldi, te ne vai, ti fai pochi anni di carcere, ti diamo i soldi, poi te ne vai in Spagna e ti apri un ristorante. Gli danno tante alternative e lui resiste, lui vuole cambiare vita, a lui non piace la vita da 'ndranghetista che stava facendo, ma i familiari non desistono e alla fine usano l'arma più potente che avevano nella disponibilità, cioè quella di dire: non ti facciamo più vedere la bambina, che era appena nata quando lui ha iniziato a collaborare. E lì a quel punto Mancuso Emanuele ha gettato la spugna e ha deciso di non collaborare più. Noi abbiamo monitorato costantemente tutte queste trattative e tutto questo filo che congiunge sotterraneo, segreto, che loro pensavano appunto di essere immuni, di non essere controllati, e quindi, anche se con attenzione, con circospezione, loro hanno cercato di intessere questa trattativa. A un certo punto però, quando abbiamo visto che lui incominciava a balbettare, per sintetizzare, incominciava a non essere più diretto, chiaro, forte sul piano psicologico, l'abbiamo visto un po' debole, c'è qualcosa che non va, e quindi abbiamo preso le contromisure, abbiamo incominciato a indagare, a capire perché non era più come prima, e poi abbiamo scoperto che lui era sotto ricatto. Gratteri, in conferenza stampa oggi a Vibo, ci tiene a sottolineare che gli arresti di oggi valgono quanto gli arresti effettuati solo ieri, perché quello che va sottolineato è che se c'è qualcuno che all'interno della consorteria criminale vacilla, ha dei dubbi e vuole tirarsi fuori, questo tipo di indagini sono utili per far capire che è possibile collaborare e schierarsi dalla parte dello Stato. Magari ci sono un sacco di giovani che sono entrati nell''ndrangheta pensando di arricchirsi, pensando di diventare potenti, pensando di diventare come i capi, e magari si stanno accorgendo che sono gli utili idioti, portatori di acqua al pozzo del capo locale, come dico sempre. E quindi se ci sono dei giovani che hanno il dubbio se collaborare o meno, noi dobbiamo dimostrargli, anche con questo tipo di indagini, anche per questo, che noi ci siamo, che noi stiamo attenti a queste cose e non abbandoniamo nessuno, e cerchiamo di curare, per quelle che non sono le nostre possibilità, la nostra energia, ogni dettaglio. E avrebbero commercializzato falso olio biologico truffando l'Unione Europea. Arrestati l'ex consigliere regionale Franco La Rupa e suo figlio. Di biologico l'olio prodotto nell'azienda agricola dell'ex consigliere regionale ed ex sindaco di Aimantea Franco La Rupa e del figlio Antonio non aveva nulla. Venivano utilizzati infatti fertilizzanti e pesticidi vietati nella produzione del biologico, eppure per quell'olio l'ex politico e il figlio, grazie a false attestazioni e all'occultamento di fatture di acquisto di prodotti fisici, erano riusciti a percepire contributi dall'Unione Europea e dalla Regione Calabria per circa 114.000 euro, e il suo mercato avrebbero immesso circa 42 tonnellate di falso olio biologico, riuscendo a guadagnare oltre 150.000 euro. Poi i profitti ottenuti dal falso olio biologico sarebbero stati reimpiegati per l'acquisto di una parte dell'ex Papa Giovanni di Serra d'Aiello, oggetto di asta fallimentare, e c'è anche un bonifico ad una cooperativa gestita dalla sorella di La Rupa che si occupa anche di migranti, con la causale aiuto alla zia. Adesso l'ex politico e il figlio sono stati arrestati per truffa aggravata, frode, trasferimento di valori, autoriciclaggio,
oltraggio, calunnia ed estorsione. Le indagini, hanno spiegato gli inquirenti nel corso di una conferenza stampa, sono state avviate nel 2018 da una verifica fiscale. Attraverso l'analisi di documenti, intercettazioni e testimonianze sono quindi riusciti a scoprire il sistema messo in piedi da Franco La Rupa, amministratore di fatto dell'azienda agricola situata a Cleto, e dal figlio. Anche in questo caso è stato importante seguire il flusso di denaro. Questo è il leitmotiv del nostro ufficio, cioè la ricostruzione dei flussi finanziari. Secondo le accuse, La Rupa avrebbe anche minacciato gli ispettori inviati dal Ministero. Questo però non ha impedito ai controllori di proseguire nel controllo e di riferire ai propri responsabili dell'accaduto, quindi un atteggiamento collaborativo sicuramente illuminante da parte di questi ispettori, che però non si sono lasciati intimidire ma hanno bensì riferito di queste minacce. E c'è anche un altro aspetto emerso dalle indagini: un dono recapitato a casa di un maresciallo della Guardia di Finanza, episodio questo denunciato dall'esponente delle forze dell'ordine. C'è un tentativo di delegittimare un appartenente alla Guardia di Finanza attraverso la creazione di tracce ovviamente false di commissione del reato di corruzione. Ovviamente il fine era quello evidentemente di delegittimare l'operato del maresciallo. Padre e figlio adesso sono finiti in carcere. Gli inquirenti hanno sequestrato il 50% del complesso immobiliare di Serra d'Aiello insieme a denaro e altri beni degli indagati. E la procura di Castrovillari ha chiuso le indagini per l'incendio che si è sviluppato proprio in località Paleparto e in Longobucco. Sarebbero 5 le persone indagate. Sono in tutto 5 le persone, tutti i direttori di operazioni di spegnimento, indagate nell'ambito dell'incendio che nel 2017 devastò nel comune di Longobucco, in località Paleparto, migliaia di ettari di bosco, in particolare 3.885 ettari di territorio boschivo ricadenti nell'area del Parco Nazionale della Sila e parte di proprietà privata di enti e della Regione Calabria andati distrutti. I carabinieri della Forestale di Rossano hanno in queste ore notificato agli indagati la conclusione delle indagini svolte da loro e coordinate dal procuratore della Repubblica di Castrovillari, che hanno consentito una ricostruzione storica di tutti gli eventi che hanno riguardato questo incendio devastante che, ricordiamo, ebbe inizio il 25 luglio e terminò il 19 agosto del 2017. Dalle indagini è emerso che i 5 appartenenti, 4 a Calabria Verde e 1 ai Vigili del Fuoco in qualità di direttori di operazioni di spegnimento, avrebbero provocato un vero e proprio disastro ambientale, operando con negligenza e imperizia nella gestione e nella conduzione delle operazioni di spegnimento, attestando in più riprese, contrariamente al vero, che il rogo si era spento e gestendo le squadre antincendio intervenute e i mezzi in modo incongruo, confuso e inefficace sul territorio. Inoltre avrebbero redatto le schede che caratterizzano ogni incendio in modo approssimativo e incompleto, così da non consentire agli operatori montanti di gestire correttamente i mezzi e gli uomini dell'antincendio. Il rogo ha provocato un'alterazione irreversibile dell'ecosistema dell'area e l'evento incendiario destò non poco allarme sociale e ingenti spese per l'erario. Un'attività di indagine meticolosa da parte dei Carabinieri Forestali di Rossano, che anche attraverso l'acquisizione di materiale video e fotografico hanno ricostruito l'evento e formulato le ipotesi di reato, accertando inoltre il lavoro importante dei volontari presenti che si sono adoperati concretamente nello spegnimento del fuoco, sostituendosi in tutto e per tutto agli operatori antincendio. Inoltre è stato accertato che il rogo in più occasioni venne dichiarato spento senza che effettivamente venissero eseguite le necessarie e fondamentali operazioni di bonifica e di verifica. Lasciamo solo per il momento la cronaca, parliamo di politica verso le prossime regionali, perché dice: sono emozionata per questa designazione e sono pronta ad affrontare la sfida delle regionali con tutta la passione che mi è propria. Queste sono le parole di Iole Santelli, candidata per la coalizione di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia a presidente della Regione Calabria. Ringrazio i 3 leader del centrodestra e tutti i responsabili dei partiti e delle
le liste a sostegno di questa candidatura, che nasce dalla consapevolezza di dover lavorare per rendere giustizia a una regione che vive una fase di oscurantismo senza precedenti. La deputata dice ancora: il compito più importante è quello di dare un brand identitario alla Calabria, che non è solo cronaca e negatività, ma un luogo pieno di tradizioni e di cultura. Il mio desiderio, prosegue la Santelli, è restituire speranza ai calabresi, lavorare con abnegazione e riaccendere la luce in un tunnel che non è il destino in mani di una regione. Sono particolarmente grata per essere stata scelta dai leader nazionali e sono cosciente della necessità di agire usando il cuore per uscire dalle acque stagnanti cui la sinistra ha costretto la Calabria. Questa campagna elettorale, conclude poi la Santelli, farà conoscere ai calabresi il nostro programma, strumento di governo efficace del territorio, intriso di argomenti che nascono nella sensibilità dei nostri concittadini. Saranno i fatti a parlare e a restituirci l'immagine veritiera, di una regione dinamica e pronta a risollevarsi. E in serata è arrivata anche l'annuncio della candidatura di Mario Occhiuto, che ha sciolto le riserve e sarà anche lui a concorrere come governatore della Calabria. Siamo stati trattati molto male. Iole, ha detto ancora Occhiuto, non mi aveva neanche avvisato che avrebbe potuto sostituirsi a me, anzi subito dopo la sua designazione mi ha telefonato per dirmi che potevo considerarmi libero. Devo ammettere invece che Berlusconi mi ha difeso sinceramente tantissimo e credeva in me. Lo stimo e l'ho sempre ammirato. Alla fine ho dovuto scegliere fra me e la Lega e ha scelto la Lega. Al momento sono 3 le liste che sosterranno il sindaco di Cosenza, che concorrerà in contrapposizione proprio al suo ex braccio destro in comune Iole Santelli, suo vice sindaco e assessore alla cultura. E pensare, ha aggiunto ancora Occhiuto, che per più di 2 anni ha condiviso il mio progetto innovativo per la Calabria e ha sempre sostenuto che sarei stata l'unica speranza per questa regione. Non c'è limite al tradimento e in questa occasione ne sto davvero verificando l'amarezza osservando i comportamenti di tanti che erano sempre intorno a me, ma questa è la vita, figuriamoci la politica. Ora, conclude poi Occhiuto, Iole cosa farà? Proporrà ai calabresi il mio programma. Ne parleremo ancora nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali di questa proprio querelle. Intanto ovviamente Mario Occhiuto ha annunciato la sua candidatura a governatore della Calabria. Cambiamo argomento. Protesta questa mattina degli agenti della Polizia Provinciale a Cosenza, chiedono maggiore sicurezza e l'erogazione del salario accessorio. Gli striscioni ben in vista in piazza 15 marzo, la protesta degli agenti della Polizia Provinciale di Cosenza, oggi senza divisa per denunciare il disagio in cui si è costretti a lavorare. Chiedono più sicurezza visto che operano sulla strada in un territorio vasto, rivendicano spettanze economiche previste e non erogate. Parliamo del salario accessorio, in pratica straordinarie indennità che di fatto non percepiscono. La nostra oggi è una giornata che vuole significare non solo la mancata corresponsione di tutto il salario accessorio, anche se questo per noi è una cosa essenziale, visto che lavoriamo in condizioni disagiate di notte, di giorno, sulla neve, sul ghiaccio, e il salario accessorio rappresenta anche l'incentivo a lavorare bene, ma questo è anche l'ultimo punto, perché ciò che conta veramente è lavorare con dignità per noi. Abbiamo bisogno di mezzi, abbiamo bisogno di divise, abbiamo bisogno di certezze nello svolgimento del nostro lavoro, che non è elemosinare soldi, perché sarebbe sminuire totalmente la nostra azione in questo momento. Prima dello sciopero si è tentata la mediazione, ma è stato un dialogo tra sordi. Ora l'obiettivo è che cominci quello che con un linguaggio sindacale si chiama negoziato. CGIL, CISL, QUIL, l'ARS della provincia, ecco che oggi sono in piazza a manifestare, auspicando che dopo questa manifestazione si possa attivare un tavolo dove possano partecipare più soggetti per dare rilievo e importanza alla Polizia Provinciale su tutto il territorio e l'opera che può svolgere, e soprattutto rilievo alla tanta necessità di vigilanza sul territorio che è necessaria. Adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca.
L''ndrangheta in Piemonte, 8 arresti, tra loro anche l'assessore regionale Roberto Rosso, esponente di Fratelli d'Italia, nel mirino degli inquirenti soggetti legati all''ndrangheta radicati nel territorio di Carmagnole e operanti a Torino. Tra le condotte illecite, oltre all'associazione per delinquere di stampo mafioso e reati fiscali per 16 milioni di euro, è stato contestato anche il reato di scambio elettorale politico-mafioso. La squadra mobile di Cosenza ha rinvenuto armi e munizioni all'interno di cassette della Telecom situate negli androni dei palazzi dell'ultimo lotto del popoloso quartiere di Via Popiglia. Tutto il materiale era avvolto in fogli di carta sigillati con nastro adesivo. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha individuato un sito in cui erano illecitamente detenuti e maltrattati oltre 50 esemplari di volatili di specie protette. Denunciato un 79enne del luogo, nell'abitazione del bracconiere sono state trovate numerose gabbie appese ai muri, tutte di ridottissime dimensioni, arrugginite e sporche, che ospitavano in condizioni precarie, inadeguate e incompatibili con la natura degli animali 17 cardellini, un ibrido di cardellino canarino, un verdone e un verzellino. In una intercapedine realizzata tra l'abitazione e un terreno di proprietà dell'uomo sono state rinvenute altre gabbie con 4 verdoni e 7 verzellini. Fanno acquisti in un negozio con 100 euro falsi. I carabinieri di Catanzaro hanno arrestato un 33enne proveniente dal Reggino che aveva oltre 1.000 euro di denaro contante, tra cui 350 falsi. Denunciato il fratello, le indagini sono state avviate dopo la segnalazione di un commerciante. Parliamo adesso dell'emergenza rifiuti in Calabria, in particolar modo a Cosenza, perché l'amministrazione comunale ha chiesto l'intervento del prefetto, del presidente della regione e anche di Calabria Maceri affinché la città possa tornare alla normalità. Montagne di rifiuti restano in strada a Cosenza, sono soprattutto le periferie, il centro storico, a vivere in condizioni di rischio per la salute da giorni. La raccolta è ripresa, ma non basta l'ordinario per ripristinare la normalità. Lo ha capito l'amministrazione comunale, che ha lanciato un appello a Calabria Maceri, al presidente della giunta regionale, al prefetto di Cosenza e al sindaco di Rende per una cooperazione interistituzionale. Che cosa vuol dire? Nel pratico Palazzo dei Bruzzi chiede di poter conferire una quantità maggiore di rifiuti residuali rispetto alle attuali 60 tonnellate, sino alla completa rimozione dei cumuli che sono andati formandosi, circa 300 tonnellate stimate dal comune che, si legge nella missiva, sono diventati un potenziale pericolo per l'igiene e la salute pubblica. Al momento, si fa sapere dal Palazzo di Città, pur potenziando il servizio con un massiccio impiego di uomini e mezzi, non si riesce a ripristinare quello che si chiama decoro urbano, una situazione grave che ha portato a proteste eclatanti, un problema, anzi una vera e propria emergenza da risolvere in fretta ma insieme, perché da solo evidentemente il comune non ce la fa. Adesso a Crotone per una maratona oratoria degli avvocati. Chiedono la verità sulla prescrizione gli avvocati della Camera Penale di Crotone, che hanno inscenato una maratona oratoria dalle 10 alle 19 in Piazza della Resistenza. L'intero universo giuridico, spiega il presidente della Camera Penale di Crotone Aldo Truncè, è in agitazione per questa riforma che introduce una sorta di ergastolo processuale, sospendendo, come è noto, il termine di prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Per la Camera Penale è fondamentale raccontare all'opinione pubblica la verità sulle cause della durata ragionevole dei processi, per far comprendere a tutti come diventeremo ostaggi a vita dello Stato con l'abolizione della prescrizione. Nel corso della maratona sono intervenuti avvocati, magistrati, professori universitari, esponenti istituzionali e del mondo delle associazioni per spiegare nella pubblica piazza, senza soluzione di continuità, le ragioni contro questa riforma. Siamo riusciti ad ottenere la maratona territoriale a Crotone dopo la maratona oratoria di Roma, che ha unito tutti i penalisti d'Italia nella prima settimana di dicembre, da Pordenone a Trapani, 150 avvocati al giorno. Siamo stati in piazza Cavour di fronte alla Cassazione per discutere su questa legge che oramai è entrata già, è legge, entrerà in vigore il 1° gennaio 2020, che vuole l'abrogazione della prescrizione dopo il processo di primo grado. Penalizzati soprattutto gli imputati, perché un processo può durare in eterno, se dopo il primo grado non si raggiunge la prescrizione, il processo avrà una durata infinita, perché i giudici della Corte d'Appello e della Cassazione non avranno più la mannaia della prescrizione. E adesso vediamo le previsioni del tempo.
Ci apprestiamo ad una fase meteo interlocutoria prima di un deciso peggioramento atteso per il fine settimana sulla Calabria, più incisivo sui versanti tirrenici ed interni. Il flusso perturbato atlantico si abbasserà di latitudine entrando con veemenza dal Mediterraneo occidentale ed investendo l'Italia da nord a sud proprio tra venerdì e domenica, con venti da libeccio e mareggiate piuttosto forti. Domani peggiora sui versanti tirrenici tra il Cosentino e il Vibonese con piogge tra moderate e forti, localmente anche a carattere temporalesco. Le precipitazioni potrebbero risultare abbondanti sul Pollino occidentale, Monti dell'Orso Marso, Catena Costiera, Sila specie la Sila Grande e Serre. Temperature in lieve aumento. Passiamo a mari e venti. Domani ventilazione da libeccio tra moderata e forte con mare agitato il Tirreno Cosentino, molto mosso nei rimanenti settori, mosso il settore ionico che si affaccia sul Golfo di Taranto. Ovunque i venti e il moto ondoso tenderanno a rinforzare dalla serata con rischio di forti mareggiate per la giornata di domenica lungo i litorali tirrenici. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.